Ciao, oggi ti mostro come preparare le polpettine con ricotta e tonno senza uova. In una ciotola verso la ricotta con il tonno che ho precedentemente sgocciolato, il prezzemolo, io avevo quello congelato ma se tu l'hai fresco è ancora meglio, il parmigiano e le spezie. Mescolo fino ad ottenere un composto omogeneo, poi aggiungo anche il pangrattato ed amalgamo, formo delle palline e le impanno nel pangrattato mescolato con i semi di papavero e le distribuisco su una teglia rivestita di carta forno ed irroro con un filo d'olio. Cuocio nel forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti o in alternativa puoi anche friggerle. Che dire, sono una vera bontà, si preparano in un lampo e la cosa bella è che sono senza uova. Ecco quanto sono morbide e golose. Mi raccomando, aspetto la foto di questa ricetta replicata da te.